Ma vuole, Perfetto. le vedo pure io le domande, no? O no? Io sto sul computer. Dovresti vedere la chat, sì. Sì. Ok, chat privato. Ok. Allora, attiviamo anche il banner. Fammi aprire qualcosa dei commenti. Perfetto, ancora non c'è nessuno, ma tra poco vedrai che arrivano. Vabbè, appena aperto. Sì, sì. I primi tempi, i primi secondi sono sempre di attesa. Fammi pure qua. Commenti. Allora, qua vediamo. Qua si fa così. E ok. Aspettiamo che arrivino i primi commenti. Ma che c'è il Quanto microfono vi però? fate attendere? Mm? Che c'hai il microfono? Sì, è il microfono. A me che figo. Figo, eh? Calcola, mi ha fatto la pischella mia per Natale. Ancora che sta insieme? Quanto so, 10 anni? Quant'è? E mo so 7 anni. Ok, va. Eh sì. Oh, eccoli i primi commenti. Ciao Samuele, ciao Manu. Ciao Ciao, ragazzi. ecco qua. Vi saluta anche Luca, l'ospite di oggi. Poi gli daremo anche il tempo di ripresentarsi, perché lui già è stato qui. Te, corso Già è anno. stato qui. Io sto laggando a bestia. Ah, sei te, ok. No, Sì. ok. No, no, so io perché ho il computer che fa schifo al cazzo, quindi lagga Ah, ok, tutto. Ciao perfetto. Federico, magari lo Ciao, ciao. metto così, forse regge un po' di più. Speriamo. Madonna mia. Allora, scioriniamo già la prima domanda. Io probabilmente andrò a scoppio ritardato e chiedo scusa preventivamente. Io penso si sappia che squadra tifo, però nel dubbio lo dico per chi magari è nuovo, io tifo Cagliari e adesso chiedo a Minchia. Luca di presentarsi per chi ancora non lo conoscesse, quindi vai Luca. E niente, io tifo Lazio, sono un accanito tifoso della Lazio come lo ammiro per il Cagliari. C'è poco da dire, insomma. Assolutamente. Poi tra l'altro noi sono anni e anni ormai che ci conosciamo perché 10 anni, andavamo a scuola insieme. 10 anni sì, già. 2011, 2021. Mamma mia come vola il tempo. Come vola. Già. Mamma mia. Ciao Christian. Allora ragazzi, io vi dico che noi siamo qui per rispondere alle vostre domande, quindi sparate domande a Proviamo. raffica. Ci proviamo, dai. Esatto. Come si dice qui, samba stimo. Ma sì, io, vabbè, quando riguarda il calcio, stimo tutto. Aspettiamo con ansia le vostre domande. Ecco, lo sapevo io, lo sapevo io. Beh, è chiaro, Federico. È chiaro. È chiaro. Ma è ovvio. Io Eh, infatti sto qui con la partita di qua a gufa. Assolutamente. pronostici. Vai, Parto io. vai, vai. Io penso per Bayern Monaco Lazio ci sia poco da dire. Non lo dico per scaramanzia, ma proprio perché vista anche l'andata e visto anche
diciamo, l'abitudine di giocare certe partite da parte del Bayern Monaco. Penso che stasera, diciamo, non ci sia storia. Spero solo che comunque vadano in campo senza paura, perché alla fine non hanno niente da perdere. E se deve essere una sconfitta, spero sia con onore, insomma. Tutto qua. Il pronostico penso sia veramente impossibile da dire questa sera. Però io Vabbè, uno prevedo, fisso. sì, vabbè, quello mi sembra scontato, però prevedo un over 2,5, magari con gol da entrambe le parti. Tanto la Lazio i gol li può fare, il problema è che ne prende pure parecchi. Quindi. E per quanto riguarda l'altra partita, è una bella partita perché comunque partono dallo 0-1 dell'andata. Anche questa è un pronostico abbastanza difficile perché eh, l'Atletico comunque deve vincere e quindi non può fare le solite barricate che fa lui. Quindi a questo punto pure qua potrebbe scapparci un gol. Non so chi passa. Forse vedo un po' più il Chelsea. Forse, vabbè, che gioca in casa, ma tanto senza pubblico, quindi cambia poco. Però l'Atletico si deve scoprire, quindi boh, io dico Chelsea, poi può succedere tutto, insomma. Tu cosa. Vabbè, Bayern Lazio, ovviamente Bayern, con tutto rispetto, No, Luche, però c'è da dire. Che c'è da Chelsea dire. Atletico è tosta perché comunque c'è Tuchel che sta a fa bene col Chelsea, Molto. sta facendo molto molto bene. L'Atletico è sempre la classica squadra molto molto quadrata, molto solida, che è sempre ostica da affrontare. Però deve È vincere. tosta. Io infatti dico Atletico, dico per Tu dici quello. Atletico. Va Sì. bene, vedremo stasera. Comunque è una Tanto, ciao partita Giorgio. equilibrata, diciamo. Sì, sicuramente. Tanto continua a laggare. Che vabbè. Allora, se il Toro perde 2 partite, il Cagliari però deve vincere con lo Spezia. Ma Lo Spezia dobbiamo mica vincere a prescindere. ma lo Spezia gioca, eh? Lo so, però il Cagliari è arrivato a un punto tale in cui non sa può rischiare. No, no, vabbè, devi vincere, però lo Spezia è una squadra che gioca bene, l'italiano la fa giocare bene, e non ha paura di niente. Infatti si è visto contro il Milan, contro la Roma, contro la Lazio, che la Lazio ha vinto ma 2-1, cioè, la Juve fino al 70° stavano 0-0. È una squadra che è ostica. Poi il Cagliari per me è superiore, però sai, devi comunque andare là e vinci, e non è facile, per quanto mi riguarda. Esatto. Intanto rispondi alla domanda che ti fa Federico. Quale sarà il piazzamento finale della Lazio in campionato? Ma guarda, adesso che l'Atalanta è uscita dalla Champions, io vedo molto l'Atalanta quarta, Juve terza, Inter e Milan poi. Io spero nel quarto posto, ma il fatto è che la Lazio quest'anno non è continua come era lo scorso anno, e obiettivamente l'Atalanta sta un passo avanti. Soprattutto perché ora ci sono 6 punti. È vero che la Lazio deve giocare una partita, però non lo so. Spero, boh, forse tra il quinto e il sesto posto voglio essere obiettivo, insomma. Poi speriamo che arriva quarta, che devo dire, però non lo so, ci sono troppe squadre. Poi intanto salutiamo anche Stefano. Ciao Stefano, un bacione. Pronostici per l'Europa League. Allora, Roma-Shakhtar penso ci sia poco da dire. Credo che la Roma sia favorita. Però sì, però il calcio insegna dopo Roma-Barcellona, insomma, sicuramente la Roma è favorita perché con un gol penso che chiuda la questione. Però, sai, lo Shakhtar ha i tifosi allo stadio, eh. Sì, e Eh, calcoliamo anche che è semifinalista dell'anno scorso di Europa League. Semifinalista Europa League, ha il pubblico, ci sono temperature gelide che loro sono abituati a giocare. La Roma è senza Veretù, senza Mkhitaryan, senza, insomma, senza Smalling. Sì, 3-0 è un vantaggio, diciamo, molto alto. Però io
cioè, se lo Shakhtar parte a bomba e fa un paio di gol al primo tempo, non lo so, non lo so. Comunque, certo, è chiaro che 3-0 dovrebbe, insomma, qualificare la Roma, però nel calcio, secondo me. Invece io vedo molto più incerta Milan-Manchester, Beh, perché il quello Milan è no. riuscito a riacciuffare all'ultimo la partita all'Old Trafford e adesso a San Siro è tosta perché sono due squadre, il Milan sta andando un po' più in calo, come penso sia fisiologico dopo un'annata Fisiologico. simile, assolutamente. Però penso che voglia assolutamente puntare a trarre il meglio da questa Europa League e quindi secondo me il risultato finale potrebbe essere una sorpresa. Tu Sì, che sì, dici? sì, 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 sono d'accordo. Beh, quando poi le partite finiscono così in equilibrio, 1-1, 0-0, 1-0, 2-1, cioè, insomma, la partita è tutta da giocare. È chiaro che per me il Manchester ha qualcosa in più, anche a livello di gioco, di atletica, a livello tecnico-tattico, per me il Manchester ha qualcosa in più, quindi, però, sai, cioè, è una squadra che ti può far male, sicuramente. Quello poi se gli lasci spazi, quelli non ti perdonano, diciamo. Però è una partita bella sicuramente da vedere, molto più equilibrata di Roma, di Shakhtar Roma, insomma. Assolutamente, assolutamente. Allora, intanto saluto Giorgio che ti dico anch'io, tranquillo, sto gufando il Torino. Penso che un po' tutti noi stiamo gufando il Torino. Poi Gabriele chiede, Vamos il Toro sta perdendo ovviamente. Chi vedete nei titolari Spezia sabato? In che senso chi vedete nei titolari? Chi preoccupa? Non so cosa intendevi. Beh, E penso come di giudicare il lavoro di personaggi Mister titolari. Semplici? Boh, vediamo. Mo ce lo specificherà. Intanto volevo chiedere a te, da estraneo, come giudici, se come giudici, come giudichi il lavoro di Semplici? Beh, insomma, 7 punti in 4 partite con una squadra che non vinceva da mesi, è un ottimo lavoro, anche se io, come ho detto prima a te in privato, credo che la squadra sia andata un po' contro Di Francesco, perché non sarà Guardiola, non sarà Mourinho, però la squadra del Cagliari non era da terzultimo posto mai, 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 mai nella vita proprio, cioè era una squadra da ottavo, nono posto, insomma, che poteva combattere anche per qualcosa in più, come sta facendo il Sassuolo. Io la vedevo come il Sassuolo, insomma, di certo non terzultima, però per me sta facendo il lavoro che va fatto, insomma. Certo, Spezia Cagliari sarà una partita fondamentale per il Cagliari, perché ripeto, lo Spezia è una squadra che gioca, che non regala niente, che corre, soprattutto corre. Quindi sarà una partita difficile, anche perché poi quella dopo sarà la Lazio-Spezia, quindi insomma, io non è che soltanto felice. No, è sempre una partita tosta da Certo, affrontare lo certo. Spezia, Sì, sì, assolutamente. Io come giudico il lavoro di Mister Semplici, io mi limito a dare la parola ai risultati, penso che sia futile aggiungere qualcosa a quello che sta facendo Semplici adesso con il Cagliari, anche se ammetto molto molto rammarico se penso a quello che avrebbe potuto fare Di Francesco, però ormai è sì, acqua passata. sì, sì. Ma sai, queste cose non si capiranno mai, non si capiranno mai. Ah, ecco, Gabriele intendeva i titolari più ostici da affrontare dello Spezia. Fortunatamente Nzola non Dico, ci sarà. Io penso che uno dei più difficili sarà Gudelo, perché è un giocatore molto molto rapido e ho paura che possa trovare qualche varco in mezzo alla difesa. Mi preoccupa anche Farias, perché quando gioca contro di noi Farias ha i risorsi verdi e vuole fare la partita. e un altro è un bel giocatore che quest'anno io l'ho visto, è Stevez.
Estevez, il Tevez io biondino. non l'ho mai visto. Beh, o vedrai domenica, o vedrai. Ecco, fammi grattare. Sabato. 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 Tu. O domenica. Quando cazzo giochiamo noi? Non lo so, lo so Mi perso. pare sabato. Pure Giasi qua dicono, pure Giasi è vero. E noi se lo ricordiamo bene già, si vista la partita d'andata. 2-2, no? Sì, Sul sì, rigore, intorno al 95esimo. come è ovvio che sia. Ah, c'è il virus, Anche Ste. se Dudios dice che Stevez c'ha il Covid. Ah, non lo sapevo. Sorry, non lo sapevo. Meglio così. Meglio così per voi. Oh, meglio così per voi. Ah Non lo sì. sapevo. Scusate. Oh, ti faccio questa domanda, però faccio prima una doverosa premessa. La domanda la fa Christian. Avete sentito della fusione tra campionato Sì. olandese e campionato belga? Allora, premetto, intanto la Juventus non sarà semifinalista della Coppa Italia primavera, ha perso contro la Fiorentina 3-1. Premetto che questa non è un qualcosa che sarà sicuramente fatto, ok? È un'ipotesi, parte principalmente dal campionato belga per fare in modo di rendere più competitive un po' tutte le squadre, però non è nulla di ufficiale, non c'è la certezza che verrà fatto, è un'ipotesi che stanno vagliando, però qualora accadesse, tu cosa ne pensi, Luca? Ma che ne penso? Cioè, sembra che non sono più cose a inventarsi, mo, con questa Conference League pure. Cioè, che ne penso? Sinceramente, con tutto rispetto, il campionato belga e il campionato olandese non è che siano proprio i campionati più belli del mondo. Io penso che qualora ci sia questa fusione, vedo l'Ajax sempre anni luce avanti a tutti. Ajax e Anderlecht, se proprio devo vedere Ajax, due squadre. sì, ma non vedo poi le altre squadre, perché pure il PSV Eindhoven è calato. Eh, sinceramente non capisco il perché di questa fusione, però sai, ci sono esperti che studiano queste cose, io mi limito solo a parlare. Io infatti ti dico che secondo me è una porcata allucinante. Secondo me sarà una stronzata immane. Tanto si è frizzato Luca. Si è frizzato Luca con una faccia fantastica. Bellissima sta faccia. Devo assolutamente fare lo screen. Devo assolutamente fare lo screen. Si è bloccato come Fantozzi. Hiro, stai? Ci stai? Oh, ci stai. Mo' ci stai. Eri Ero bloccato io. come Fantozzi, calcola. Ecco, a posto. Vai. No, ho detto semplicemente che secondo me è una porcata immane quella che stanno a pensare di fare, perché non capisco perché tu devi fondere due campionati di due nazioni diverse in un unico campionato. Non ha, secondo me, il minimo senso, ma proprio zero. Perché sì, ok, vuoi rendere più competitive le squadre che lottano per le basse posizioni e quello che ti pare, ma comunque qualcuno in quelle posizioni ci deve arrivare. Cioè, non ha senso, non ha veramente senso. Boh. Anche io la trovo una cosa interessante, anche perché i campionati sono belli, perché i campionati deve essere nazionale e basta. Oh, Cristian ti chiede se sei mai venuto, se sei mai andato a Hiro, Cagliari a vedere un Cagliari Lazio. Sei bloccato. no, non sono mai venuto a Cagliari a vedere Cagliari Lazio, no. Ma io non è Ok, che ho fatto tante eri un attimo bloccato. di trasferte. Però, no, non sono mai venuto a vedere Cagliari Lazio. Ok. Però, se non mi sbaglio, tu eri andato in Polonia per l'Europa League. A Varsavia,
e 3 anni fa a Waregem, Zulte Waregem Lazio. Partite di un certo calibro, Quest'anno, che era un girone bellissimo, c'è purtroppo la situazione è questa, quindi. Sarebbe stato bello andare al Signal Iduna Park a vedere Dortmund-Lazio, o anche Ma all'Olimpico. pure, beh, ma pure, lì più tutte mi facevo, però purtroppo la situazione è quella che è. Ci ha detto pure male. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Poi, allora, secondo me intanto ciao Francesco. Chi retrocede tra Benevento o Torino, non contando il Cagliari, ovviamente. Tra Benevento e Torino, le vedo tutte e due belle propense alla retrocessione, perché il Torino, spero che ne prenda un altro, anche se è già da 10 minuti che sta attaccando. Il Benevento invece la vedo come la squadra tra le neopromosse, insieme al Crotone, più propensa a retrocedere perché non mi convince tantissimo. Quindi tra le due ti dico il Benevento. Te invece, Lu, che mi dici? Tra Benevento e Torino, secondo te chi è che ha Il più possibilità di Benevento, retrocedere? il Benevento era partito anche bene quest'anno, sinceramente, fino a 7, 8, 10 partite fa, insomma. Eh, però poi non so cosa sia successo, e, insomma, si ritrova lì immischiato nella lotta. Torino è da inizio campionato che sta lì e io mi auguro che vada in Serie B perché una squadra, a parte per Cairo che non lo posso vedere, poi cioè, te fai in campionato fra il terzultimo e il quartultimo posto, è giusto che vai in Serie B per me. Poi vedremo. Senza contare il caos delle partite rinviate, eccetera, eccetera. E, Poi c'è Federico che dice dallo Zulte Waregem al Bayern è un un attimo, cioè, attimo, c'è un un quarto attimo. posto che divide il tutto, però vabbè. È vero, è vero, vero, è vero. Vabbè, però sai, uno è bello andare in trasferta a prescindere se sia Champions o Europa League. Certo, Assolutamente. andare a vedere a Palermo Monaco Lazio è un conto, andare a vedere Zulte pare che Lazio è un altro, però sai è bello pure andare a vedere altre città, fa casino con i tifosi, insomma, è bello tutto, è bello questo. Assolutamente. Eh sì, intanto Christian ricorda che io ero andato a vedere il tentativo della Lazio di entrare in Champions anni fa contro il Bayer Leverkusen, partita che 2001, all'andata vinse la Lazio 1-0 con gol di Keita Balde. mi ricordo. E poi al Vabbè, ritorno quanto avete perso? 3-0, E se non mi sbaglio segnò pure Cialanoglu. sì, mi pare di sì, ma e lì pure partita buttata proprio. Vabbè, non mi vai a tornare là perché sennò mi innervosisco. Vabbè, però io ti racconto sta cosa perché è fantastica. Praticamente quando mi ero andato a vedere Bayer, no Bayern, Dai, stavo praticamente nei distinti sud e c'avevo sì, davanti sostanzialmente il settore ospiti con i tifosi del Bayer Leverkusen, per farti capire più o meno dove stavo, no? sì, 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 ho capito. Quando ha fatto gol la Lazio, io e la mia ragazza abbiamo esultato tipo con 30 secondi di ritardo perché vedevo che Italia era un puntino nero lontano, 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 lontano. Non si vede una minchia. Ho capito. Lo so. Mamma Infatti, mia. ma infatti ultimamente andavo o in tribuna stampa o in tribuna Tevere che si vede meglio. Però Già in Tevere è purtroppo un altro conto. sì, sì, però purtroppo lo stadio è troppo grosso. No, ma poi ci stanno quelle cazzo de piste d'atletica di merda. Sì, sì, è vero. Mamma mia. Federico dice: Domenica zucchera di Pavoletti e bordata da 30 metri in Angolan e tutti contenti, sperando che Cragno le pari tutte in tutto questo, Cragno, che non Cragno ci è siano cappellate difensive e che il Cagliari giochi bene. vabbè, quello sicuramente. Tra l'altro ci stanno
molti tifosi laziali che ogni tanto vengono qua in live da me che vorrebbero tantissimo Cragno per il dopo Stracoscia. Magari ci Ma, casca. ma state ai ferri corti con Stracoscia? Che è successo? No, non si non si capisce perché comunque sì, vabbè, c'era i suoi limiti come portiere, però insomma, lo scorso anno stavamo a lottare per lo scudetto, è pure merito suo perché se no non ce lotti per lo scudetto se non c'è un portiere buono. Però quest'anno poi con l'arrivo di Reina sono successe un po' di cose, probabilmente penso andrà via quest'anno Stracoscia. Dici che si è sentito troppo messo ai margini e quindi vuole andare Ma via. lo sai qual è il problema? È che lui sono 5 anni, 4 anni che gioca la Lazio da titolare, le ha giocate sempre tutte, perché non ha avuto un degno sostituto. Quest'anno che arriva Reina, Reina è un signor portiere, è uno che ha comunque presenza in Champions, è uno che ha giocato partite importanti e quindi si vede che magari avrà sentito troppo la pressione, poi saranno successe anche altre cose che non sappiamo e questa è la situazione. Intanto qui stanno a fare una carrellata dei nomi che c'erano in quella Lazio. Klose, Candreva, Kishna, Djordjevic, Pereirigna. Mamma Madonna mia, mia. poverini. C'era ancora Gentiletti e Novaretti? Sì, 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 Che coppia, sì, sì. che coppia. Se domenica il Toro perde contro la Samp e noi vinciamo contro lo Spezia e il Benevento perde contro la Juve, siamo ad un passo dalla salvezza. Se mio nonno ci aveva... Tre palle era un flipper, ma hai rubato le parole di bocca. Beh, è chiaro che allora, la partita più difficile è il Toro che perde con la Samp. Ci speriamo veramente. Noi che Beh, vinciamo contro lo Spezia è probabile, però però no, però dico, cioè, le partite vanno giocate, magari Sampdoria finisce 5-0 per la Samp, capito? Purtroppo il calcio è così. Queste sono partite per me ah beh, certo. indecifrabili. Indecifrabili. Vabbè, Sono quello certo. difficili da giocare questi per me. E Benevento contro la Juve, vabbè, Ma io penso proprio che la Juve non abbia problemi, anche perché il Benevento dietro è senza Click. È vero che Click sta a fare ride quest'anno, però insomma è sempre un difensore che eh, invece del commento di Federico, cosa ne pensi di Fioretti? cosa ne penso? Non è un giocatore che per me può giocare partite come quella di stasera, per dire, cioè devi fare il salto di qualità, ma hai ripreso un'altra volta out che è uno scarto del Southampton, cioè, quindi diciamo cioè, è stata proprio sbagliata la preparazione della scorsa stagione a livello difensivo, perché comunque poi davanti centrocampo stai bene, attacco pure, però dietro c'è grosse lacune, infatti si vede, appena manca Radu o Acerbi o Luis Felipe il sistema va in tilt e infatti la Lazio sta prendendo un botto di gol. Quindi stai ribadendo anche il concetto che anche se è arrivato Musacchio, la situazione comunque non è migliorata, perché i problemi ci Allora, sono ancora. il discorso è che Musacchio aveva giocato bene sia con l'Atalanta che con il Cagliari, si era comportato bene. Poi ha avuto quell'infortunio, tra virgolette, con il Bayern Monaco, però io penso che lì sia stato proprio un errore con la testa, cioè che gli sono proprio tremate le gambe, ma tutta la squadra si vedeva che c'aveva paura, perché comunque sono partite che non hanno mai giocato, cioè dopo 20 anni se vai a giocare una partita importante contro la squadra campione, cioè, ma tutti quanti, e quello, però Musacchio io non capisco perché non lo faccia giocare al posto di Patrick, che Patrick non è un difensore, quindi non capisco. Poi Inzaghi a volte ha le sue fisse, io non lo capisco proprio.
Infatti sento che molti si lamentino del fatto che Inzaghi veda solo quegli 11 titolari e non provi a Soprattutto, cambiare. soprattutto quel modulo solo vede solo un modulo. Ho visto che è molto Per me è legato alla sbagliato. difesa a 3. Sì, per me è sbagliato però perché tu stasera, per esempio, mo vai a Monaco, magari vincerà pure, però, che non credo, però cioè, non puoi andare con la difesa a 3 contro un attacco come quello del Bayern. Cioè, lì devi mettere il pullman davanti alla porta, come fa il coso, Simeone, basta. Non puoi andare a specchio o a giocare con la difesa a 3 con gente come Lewandowski, come Müller, come Gnabry. Cioè, non puoi. Stasera con te a mettere Saiosa a 3, noi speriamo perché cioè, stasera ho paura io. Cioè, poi questi non si fermano, questi sono alieni. Cioè, esiste sue, però io Campioni in ripeto, carica. mi tengo tutta la vita perché comunque ho 5 anni che ci sta a fa. Eh, forti, sono forti. Recuperiamo un po' di domande e ce le siamo perse. Chi vorreste come scontro ai quarti di Champions? Ma secondo me è indifferente, però se devono affrontare squadre della stessa nazione, spero sempre che si affrontino in finale, che rende il tutto più bello, secondo me. Te che dici, Lu? Vabbè, passiamo alla prossima. Ma Ehm, un San Germain Dortmund. vai. Vai, scusa, non mi ha fatto sentire, che hai detto? Dico, sarebbe bello un Bayern Monaco-Liverpool. Anche. Intanto, e niente, Zaza ha accorciato le distanze purtroppo. Prima ha goduto e gli hanno annullato, adesso... Vabbè, ma a che minuto stanno? Aspetta che te lo dico, 77esimo. 76? 77. Vabbè, Dobbiamo gufare ancora ancora è più lunga. forte. Poi Alessio, ciao Miro, ciao Alessio, se Seppi ci porterà la squadra in salvo, pensi che ci sarà una sua conferma? Assolutamente sì, Alessio, assolutamente, anche perché il contratto ce l'ha anche per l'anno prossimo. Sì, sì, Ehm, penso che non ci sia. perché la Lazio ha preso Oet per la Champions? Bella domanda. Perché? Lo domando pure io, non so rispondere, boh. Lo domando pure io. Perché Giriamo il la problema è domanda a Tare allora. quello, guarda, troppe devi dire spiegazioni. Vabbè, lasciamo perdere. No. Poi assolutamente sì, lo sto vedendo Ale, sto godendo anch'io per il fatto che stia perdendo il Torino, però bisogna stare un po' attenti perché adesso il Toro ormai sono buoni 20 minuti che attacca. Intanto Christian ti chiede pure come mai non fai video da 8 mesi. Ho smesso perché poi ho avuto un po' di cose da fare, col lavoro, le cose, non c'ho avuto più un po' di tempo. Infatti adesso che siamo in quarantena, come vedete, sto facendo la live. Sto un po' di tempo Live li che tra farò. l'altro dovevamo fare già tempo fa. Lo so, poi per il lavoro purtroppo non ho potuto fare. Comunque. Facciamo ricominciare Luca a fare i video. Assolutamente Ale, bisogna gufare tantissimo, tantissimo. Roberto, sì, ho visto che ha segnato il Toro, però ancora stanno perdendo. Tra l'altro non è fuori gioco per pochissimo, per veramente pochissimo. Per un pelo di culo non è fuori gioco, maledizione. E va bene. Tanto ragazzi, fateci altre domande che noi stiamo qui per rispondere. Vi diamo carta bianca sulle domande. Carta bianchissima vi diamo. Ci siamo persi un po' di domande, no? No, no, non ci siamo persi niente.
Però un po' di domande sono venute adesso. Ha segnato il pingone. Non so cosa sia il pingone, però... Non lo so, il piagnone forse, voleva dire. No, no, non credo. Madonna, quanto mi sta sul cazzo Nicola. Poi c'ha quei capelli che si spremi e esce l'olio, credo. Mm. Oh, ti avrebbe fatto piacere Godin alla Lazio? Sicuramente meglio di Ut. Però sì, sì, perché comunque uno che può fare la difesa a 3, può fare la difesa a 4, poi c'ha esperienza perché insomma c'ha le sue partite, ce l'ha in Champions, sicuramente avrebbe fatto comodo, molto molto comodo a Lazio. Infatti non ho capito poi perché non si è andato a prendere un giocatore del genere piuttosto che prendere uno come Otto. Poi quelle sono domande che prima o poi ci risponderà qualcuno. Dovrebbe rispondere Tare sulla carta. Ah, sì, sì, sì. Poi, domanda per entrambi. Vedendo i progressi della nazionale, ho una domanda anche sulla Bella, nazionale. mi Bravo piace questa, Federico. mi Secondo voi piace possiamo questa. ambire alla vittoria di questo europeo oppure del mondiale? Io ti posso dire dell'europeo assolutamente e fortemente sì. La migliore nazionale che c'è dopo anni. Dopo quella del 2006 penso che questa sia veramente la migliore nazionale che si possa avere. Te, Luque, che dici? Io ci sono assolutamente d'accordo, se l'Italia non se la mangia con le mani sue ha una buona percentuale di poter vincere l'europeo e ti dico pure perché no il mondiale. Mm, Sì, sì. addirittura. Beh, l'Italia è un'ottima squadra, è cresciuta tantissimo, è piena di giovani. Eh, poi vuoi o non vuoi, mo non è perché è da Lazio, ma c'è la scarpa d'oro, quindi voglio dire, cioè, perché non provare, insomma. Assolutamente. Poi, domanda per entrambi. No, quella è sempre dalla nazionale. My bad. Intanto, ciao Manuel. Una domanda, potevi rispondere, l'abbiamo già detto prima. La Lazio ha le capacità di provare a ribaltare il 4-1 dell'andata? Secondo me, no. No, 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 Il anche perché Bayern è troppo superiore. dovrebbe vincere 4-0, faccio Senza fatica subire gol. senza subire gol, faccio fatica a prevedere uno 0-4 o un 1-4 o un 5-2, faccio veramente fatica. Lo spero con tutto il cuore, ma purtroppo la, la qualificazione è compromessa già dall'andata. Infatti per me l'andata è proprio sbagliato l'approccio perché queste partite le devi giocare proprio con 11 giocatori davanti alla porta. Provare a strappare uno 0-0, un 1-0, un 2-1. E invece l'hai giocato a viso aperto, ma non puoi giocare a viso aperto questo tipo di partite perché poi alla fine questi sono forti. Cioè. Non a caso sono i campioni europei in carica. E del mondo pure. Ecco, appunto. Poi, voi che siete di Roma, se si potrà, cioè, se faranno entrare un po' di pubblico, andrete a vedere Italia-Turchia all'Olimpico? Dipenderà se la partita inaugurale dell'Europeo la giocheranno qua all'Olimpico, perché ho sentito che stavano parlando eh, di limitare e di parecchio le città in cui ospiteranno l'Europeo. E non so se Roma rientrerà tra queste. Questo io non lo so. Non lo so, però sarebbe bello andare a vedere una partita dell'Europeo della nazionale, questo sicuramente sì. Purtroppo con Ah, questa situazione quello... si deve vivere la giornata e basta. Sì. E poi contiamo anche che da quello che ho sentito, ricordiamo che quest'anno d'estate, oltre all'Europeo, ci saranno le Olimpiadi, quindi Vero? avremo... Io personalmente avrò un'estate impegnatissima perché tra Europeo e Olimpiadi sarò tutto il tempo davanti alla TV. Sì, sì. Beh, meno male, almeno E... Esatto. E, per esempio, le Olimpiadi si vocifera che non saranno ammessi i tifosi stranieri
e quindi soltanto i giapponesi potranno assistere dal vivo alle Olimpiadi. Sicuramente sarà Potrebbe, una sì, perdita una economica pecca e enorme. una perdita enorme a livello economico, però pur di non rimandarle un altro anno saranno costretti a fare Sì, questo. no, no, per forza, non possono rimandarle, già l'hanno detto. Quindi staremo a vedere come cercheranno di gestire gli europei perché sarà veramente difficile. Poi, un calciatore che vorreste avere nella Lazio e nel Cagliari. Un calciatore che vorresti assolutamente a tutti i costi nella Lazio? Boh, ti dirò un giocatore che a centrocampo a me mi fa impazzire. Mhm. Gioca nel Sassuolo, Locatelli? Locatelli. Immaginavo. Tanta roba proprio. Io invece sparo molto molto più in alto perché il Cagliari non ha praticamente un terzino sinistro e quindi ti vado a dire un Teo Hernandez così proprio. Grazie, quello pure io. Io sono andato molto più basso. Oh. Vabbè, se mi devo tenere molto più basso, te faccio anch'io. No, ha pareggiato il Torino con Mandragora di merda. No, metto a vedere pure io, va. Ah, no, però te stai su, io so Sky Go, poi dopo mi arriva dopo la notizia. No, no. Fammi vedere come ha pareggiato. Che culo. Che culo. Ma vaffanculo. Sa di un calciatore, se devo pensare pure io a un calciatore un po' più in basso, ti dico uno del Sassuolo che è Djuricic, che io lo adoro alla follia, Djuricic. Tanta tanta roba pure lui. Cosa ne pensate del girone di ferro Germania, Francia, Portogallo e Ungheria? Ma il girone Bello, dell'Europeo questo? sì, bello, Porca troia, che girone. bello. Infatti quella sarà... Oddio, penso che la Francia possa passare perché la vedo anche sopra la Germania, soprattutto per il centrocampo attacco che ha perché fa spavento. Mamma mia. Eh, però è un bel girone. Povera, chi è la quarta? Ungheria. Ungheria. Povera Ungheria. Magari ci sarà il mancato acquisto della Lazio, Szoboszlai, che farà il Eh, panico. ma quello pure è un altro, come Beriscia anni fa, cioè 3 anni fa, che quando venne olimpico contro la Lazio sembrava il nuovo Batistuta, poi è venuto dalla Lazio e ha fatto ridere, però siamo persi. Dettagli. Intanto il Sassuolo è andato vicino al 3-2, però Sirigu, tu che sei sardo, facci sto favore. Che tanto te ne devi andare da Torino. Dai, su, facci sto favore. Gufa con noi, Luque. Io so... Fai le macumbe. Attenzione, Locatelli batte il calcio d'angolo. Spizzano però i difensori del Torino. Ancora Sassuolo in attacco. Ti faccio io il commentatore. Locatelli sulla destra, Cross in mezzo. Spazza via la difesa del Torino. Rimpallo. Rimessa laterale a favore dei Granata. Io me Ma la vorrei pure vedere su Sky Go, ma tu mi arrivi 40 secondi prima. no, è meglio di no. C'ho della TV con Sky, quindi... No, no, meglio di no, meglio di no. Tanto ammonito 90? chi? Ammonito De Zerbi. Manca un minuto più recupero. È lunga ancora. È lunga. Un minuto manca che... No, più recupero. Vabbè, se saranno 4 minuti, no. Beh, 4 minuti, la Lazio ha fatto 2 gol a Cagliari, in vorrei però... Grazie, l'abbiamo ricordato. Fanculo.
Niente, questo cazzo di Torino deve per forza vincere. E allora, Luque, dovete vincere voi contro il Torino. E io me lo auguro. Perché adesso mo stanno a meno un punto da noi. Beh, ma quella chissà quando si giocherà, Miro. Magari fra un mese e mezzo che Cagliari sta più 10 da... Lo so, ma noi c'abbiamo... A parte che no, probabilmente ci abbiamo gli sconti diretti a favore per i gol in trasferta. Quanto è finita Torino-Cagliari? Torino-Cagliari. Torino-Cagliari è finita 2-3 per noi. E Allora... Cagliari-Torino è finita Eh 1-0 no, per loro. però non valgono i gol in trasferta, eh. Si Con, va a vedere la differenza reti. esatto. Se il punteggio in parità si va a vedere la differenza reti. Bene, allora tocca sperare di arrivare a una differenza reti migliore. Oppure prima si guardano i gol fatti, mi sa. E poi i gol subiti e poi la differenza reti. Mi pare, ma non lo so come la... Tanto qua il Torino continua a attaccare, 4 minuti di recupero. Mamma mia, che sofferenza. Oh. Sto a soffrire più per questa partita che per Cagliari. Tra l'altro poi vatta a vedere il gol di Mandragora, una delle cose più brutte che abbia mai visto. Praticamente il gol gli ha fatto consigli. Ecco. Tiro dalla distanza, deviato, consigli ribatte, Mandragora davanti a consigli col ginocchio fa gol. Che porcata. Niente, ancora il Torino in attacco. Cross in mezzo, non ci credo. Gol di 3-2. Zaza, No, vabbè. non ci credo. Non ci credo. No. Ditemi che è fuori gioco. Ditemi che è fuori gioco, vi prego, non ci voglio credere. No, non è fuori gioco manco per cazzo. No, ma la difesa del Sassuolo scandalosa. Fermi. Completamente fermi. Sono riusciti a far segnare Zazza di testa. Sono riusciti a far segnare Zazza di testa, non ci voglio credere. Siamo tornati terzultimi, perfetto. Bene. Manca un minuto alla fine della partita. Sto solo in attacco, almeno pareggiatela. Almeno pareggiatela. Ci voglio credere. Assolutamente sì, Giorgio, ma pure due. Pure due. Cioè, sono riusciti a far segnare Zazza de Capoccia, sono riusciti a far segnare. La Beh, a questo difesa è punto immobile. direi a questo punto con la bandiera da Lazio poi. A sto punto dovete vincere per forza, ma giusto per evitare che dopo questi si distaccano troppo. Martorino poi dove gioca, mo sa? Ah, Genova Casamp. Mica gliela regalano. Non gliela regalano, però comunque... Poi Torino... poi c'è Torino-Juventus quella dopo, eh. Lo so. Però noi dopo Spezia ci avremo E Verona. l'Hellas e l'Inter. Porca troia. De Zerbi mo si incula tutti a passo di cammello appena rientrano come spogliatoi.
Sì, ma è lungo ancora, mancano 12 partite, voglio a te a giocare. E niente, Cagliari di nuovo terzultimo. Sto cazzo di Sassuolo. E niente. Speravo che ci fosse un epilogo felice, invece col cazzo. Aspettiamo. Allora, io Luché direi di fare altri 10 minuti di live e poi di chiudere. Va bene, come vuoi. Più che altro perché poi ho scoperto che sto coso c'ha un tot di ore gratuite al mese. Per Sì, quello solo qua. me le conservo. Sì, assolutamente. Lo so, Giorgio, imbarazzanti come hanno gestito il calcio, no, la difesa sul gol de Zaza. I centrali completamente immobili, Ferrari che si è guardato Zaza. Ah, vabbè. No, da quello che so io, mo ce lo dirà anche Luca, l'andata è finita così, non cambia il risultato dell'andata, giusto? No, allora il problema è uno. Il problema è uno, che potrebbero dare punti di qualificazione alla Lazio, però non so se dare 3 punti a tavolino al Torino. Quello poi sarà la procura federale a decidere. Ma tanto non ti preoccupare che lo Tito sta a mettere in campo tutte le forze possibili. Io mi auguro che non si vada con i punti di penalizzazione e soprattutto che non diano 3 punti a tavolino a Torino. Però è lunga ancora, è lunga perché ci sono vari gradi di giudizio. Chissà quando andranno forse a fine campionato. Mamma mia, che Sicur- campionato di merda. Questo è brutto però. Sicuramente il Cagliari per stare tranquillo dovrebbe vincere il più possibile così. Beh, ovvio, perché se non vincemo è inutile sperare che le altre perdano. Certo, ma a parte che comunque, vedendo la classifica adesso, cioè 23, 22, 26, cioè se tutte là state, insomma, non è che... Sì, per carità, adesso il Torino ci sta sopra solo di un punto, quindi non è che so cose No, poi insormontabili. c'è sta a 4 punti lo Spezia, il Benevento, cioè, insomma, voglio dire, mo c'è Spezia Cagliari, mo c'è Juve Benevento, cioè, insomma, per recuperare c'è, il tempo c'è. Assolutamente. Tocca sperare che il Cagliari dia il tutto per tutto in queste ultime partite. Tanto ciao Matte. È chiaro, Giorgio, che io pure sotto sotto ci spero che... A me l'importante è che non cambino il risultato della partita, dell'andata de Torino-Lazio, Lazio-Torino che era. Ma il problema è, io non so se dando punti a Lazio di penalizzazione gli danno automaticamente a Torino, cioè danno 3 Non punti credo. alla Lazio e 3 punti in No. più a Torino, quello questo non lo so. Quello non credo. Non lo so. Secondo me non credo. Cioè, avrebbe poco senso. Ha poco senso, sinceramente, dare 3 punti a Torino, cioè, hai perso, basta. Comunque, fatto sta che questo si rivela sempre di più un campionato falsato. Oh, vabbè, questo e non poco. Mamma mia, veramente imbarazzante. Sì, sì. Beh, ma purtroppo quest'anno si poteva prevedere una cosa del genere. Ma era telefonatissima come cosa, ma proprio telefonatissima.
Sì, abbastanza. Però hanno voluto fare e Calli. Tra l'altro, la cosa che a me fa più ridere è che sono anche recidivi nel prendere le decisioni, perché vedi Juve Napoli e Torino Lazio, cioè succedono sempre le stesse cose a distanza di mesi, quindi nemmeno riescono a gestirla una situazione simile. No, Boh, no, 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 ma, però, cioè, se tu fai un protocollo che tutte le squadre di Serie A sono stati d'accordo, cioè hanno dato l'ok, poi però non lo rispetti, cioè fai come te pare, allora a quel punto che lo fai a fare? Cioè se ognuno fa poi no, io non voglio giocare perché non c'ho giocatori, io non voglio giocare perché mi mancano questi, allora fa matare luce e vino e basta. È inutile che esatto. dicono no, cioè, perché se no cioè, il Genova è nato a Napoli con 12 giocatori in meno, ha preso 6 gol, la Lazio è andata a giocare a Champions, a Bruges, a San Pietroburgo con la primavera, però purtroppo quest'anno va così. Molto Torino è stato bloccato dall'ASL, però boh, non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra, non mi quadra. Ma pure il fatto che l'ASL dice al Torino: no, tu non puoi partire con a Roma, e la Lega però dice: no, quella partita si deve giocare. Ma in che senso? Cioè, è tutto Capisci un che c'è sta proprio, controsenso. c'è un problema proprio di fondo tra le autorità sanitarie, tra la Lega, cioè è proprio un problema che io a quanto vedo solo in Italia c'è, perché io in Premier non ho visto 3-0 a tavolino, o no? Da quello che mi risulta, no. Cioè, in Liga pure, in Bundesliga pure, cioè sempre noi fa morire, sempre così, ogni volta è sempre così. Da, da quello che mi ricordo io in Premier League c'è stato, se non mi sbaglio, solo il caso del Fulham che ci ha avuto parecchi positivi e gli hanno rinviato la Football Association gli ha rinviato direttamente 2 o 3 partite perché effettivamente aveva un elevato numero di contagiati e sono state rinviate con il benestare di tutti e due i club che avrebbero dovuto giocare la partita, quindi del Fulham e di quell'avversario. In Italia non è Eh, successa mezza di sta cosa. cioè, io dico la Lega, tanto già sai che la partita verrà rinviata, che fai a Lazio a Olimpico a fare sceneggiata da 40 minuti e deve aspettare, per poi il giudice sportivo ha deciso di non dare il 3-0 a tavolino, ma di giocare la partita. Perché tutta sta buffonata? Che senso c'ha? Cioè, ma se ne fa Esattamente. proprio in giro da tutti, perché poi loro ti prendono in giro, ma è ovvio. No, è diventato veramente, veramente imbarazzante. Intanto, non so se prima l'ho salutato, saluto Matte, un bacione Matte. Pronostico Milan-Manchester, l'ho detto, può succedere di tutto, specialmente calcolando che si viene da un 1-1, può succedere veramente di tutto. Io dico 1-2. Te la giochi con la doppia chance. No, no, 1-2 risultato esatto. Ah, quindi passa il Manchester. Sì. Ok. Comunque questo campionato è falsato, il Torino con quei positivi non avrebbe vinto, ma è chiaro, noi ci siamo Chiaro, ritrovati a giocare gran parte del campionato senza Simeone, Nandez e Godin, eppure non abbiamo detto niente a nessuno, abbiamo giocato. è chiaro, Cioè, ma se fossero venuti a Roma senza Belotti, senza il portiere, senza il difensore, cioè la Lazio avrebbe vinto. Ecco, è chiaro che poi dopo ognuno guarda il proprio orticello, come si dice. È sempre così, soprattutto qua in Italia. bah, sì, c'hai ragione, ormai è una barzelletta, è una completa e grandissima barzelletta. Il problema è che non fa ride, No, non non fa fa per ridere a niente nessuno. ridere. Non fa ridere a nessuno. L'altro anno pure per sospendere il campionato, a sceneggiata.
Cioè, No. Parma Spal, vai andate allo stadio, entrate, fai riscaldamento, poi uscite, poi no, poi sì, poi... Ma che è? Ma solo No, quella sport, di cioè. Parma Spal fu un qualcosa di veramente allucinante. Cioè, c'è sta i giochi e poi dopo finisci la giornata a porte chiuse e poi sospendi. Ma che ci voleva? Che ci voleva? Un ingegnere? Cioè, Lasciamo perdere. Va. Allora, l'ora de live se la siamo fatta. Io ringrazio Luca per aver partecipato. grazie a voi, Ricorda speriamo dove di... possono seguirti, dove possono trovarti, i tuoi social. Io mi chiamo Luca Perelli, c'ho nome e cognome, non ho nessun tipo di, di Se te nome vogliono seguire su importante. Instagram, che nick ti possono trovare? Luca Perelli 26, nome e cognome. Perfetto. E qui Semplice, su semplice. YouTube lo vedete, è scritto il calcio secondo Luca. Sta scritto nel Esatto. titolo. Dovrei riprendere a fare un po' di video, ma adesso vediamo un attimo. Ma. Grazie a te, Ringrazio Luca appunto. Ma speriamo di che ci di mancherebbe. fare una prossima live la prossima settimana, dai, tanto saremo ancora in zona rossa. Così parliamo un attimo della Vediamo. Champions e di questa giornata di campionato, dai. Vediamo assolutamente. Va Ringrazio bene. anche voi ragazzi che avete partecipato alla chat e noi ci vediamo alla prossima. Un bacione. Belli, Ciao, raga. ciao.